La Chiesa ha 7 nuovi santi, tra di loro Paolo VI e Monsignor Romero. Durante la canonizzazione il Papa ha ricordato che i santi sono stati capaci di rischiare per seguire Gesù senza tiepidezza e senza calcoli. Il catechista risponde ad una chiamata che impegna per tutta la vita. In cattedrale la consegna del mandato da parte del vescovo. Monsignor Tanasini è invitato a studiare il progetto catechistico diocesano. Anche Moconesi avrà una piazzola per l'elisoccorso, sarà realizzata nella zona del campo sportivo. In partenza i lavori per la riqualificazione di Piazza dei Pescatori a Gattorna e dell'ex scuola elementare di Cornia. Gli studenti meritevoli del Tigullio premiati dal Rotary e dalla Fondazione Zavattaro, riconosciute le capacità di alunni di terza media, superiori, universitari e operatori del mondo sociale. Buongiorno ai telespettatori delle TG13. Da ieri la Chiesa ha 7 nuovi santi. Sono stati canonizzati da Papa Francesco durante la celebrazione presieduta sul sagrato della Basilica di San Pietro. Si tratta di Paolo VI, timoniere del Concilio Vaticano II, Monsignor Romero, da sempre al fianco dei poveri e degli emarginati, e ancora Don Francesco Spinelli, fondatore dell'Istituto delle Suore Adoratrici e del Santissimo Sacramento, Maria Caterina Casper, fondatrice della Casa delle Povere Ancelle di Gesù Cristo, e poi Don Vincenzo Romano, sacerdote che portò alla rinascita Torre del Greco dopo l'eruzione del Vesuvio, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, fondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie Crociate della Chiesa, e infine Nunzio Sulprizio, che fu modello per i giovani. Il mondo ha bisogno di santi, ha detto Papa Francesco durante il rito, e tutti noi senza eccezioni siamo chiamati alla santità. Non dobbiamo avere paura. La sintesi nel servizio di Radio Vaticana. I 7 drappi collocati sulla facciata della Basilica di San Pietro mostrano al mondo di oggi la via luminosa della santità, conquistata con il sì a Dio, con il rischio di lasciare tutto per seguirlo, con un cuore libero che ama il Signore, un cuore gioioso di cui oggi, spiega Papa Francesco nell'omelia della messa di canonizzazione dei 7 nuovi santi, c'è grande bisogno. Un cuore alleggerito di beni che libero ama il Signore diffonde sempre la gioia, quella gioia di cui oggi c'è il grande bisogno. Gesù oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che sono l'incontro con Lui, la scelta coraggiosa del rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via. I santi hanno percorso questo cammino. Francesco ricorda la figura di Paolo VI, testimone di bellezza e gioia nel seguire Gesù pur nella fatica e nelle incomprensioni, sull'esempio dell'Apostolo del quale assunse il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell'annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Oggi ci esorta ancora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione, la vocazione universale alla santità, non alle mezze misure, ma alla santità. Il Papa poi delinea la santità di tutti gli altri testimoni della fede, capaci di tradurre con la vita la parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare. Papa Francesco all'Angelus ha ringraziato le delegazioni ufficiali di tanti paesi presenti, venute a rendere omaggio ai nuovi santi che hanno contribuito, ha detto il Pontefice, al progresso spirituale e sociale delle rispettive nazioni. Tra di loro Sua Maestà, la Regina Sofia, il Presidente della Repubblica Italiana, i Presidenti del Cile, di El Salvador e di Panama. Infine un pensiero speciale all'Arcivescovo di Canterbury Rowan Williams e al gruppo delle ACLI, molto legato a Paolo VI. E veniamo adesso in diocesi. Il vescovo ha consegnato il mandato ai catechisti. Insegnare il Vangelo ai più piccoli è un servizio alla Chiesa e una vocazione, ha spiegato in cattedrale, per poi invitare a comprendere meglio il progetto catechistico diocesano. Vediamo. Che impariamo, Signore, da te, che più grande chi più sa servire.
Il catechista risponde ad una chiamata che lo impegna per tutta la vita. Non lo fa soltanto perché gli piace o perché dà un qualche potere educativo. Nel consegnare il mandato in cattedrale, il vescovo ha spiegato che il catechista è una vocazione e per questo è chiamato all'umiltà del servizio e ad essere testimone del Vangelo con la sua vita. Non si può essere catechisti senza aver fede, senza vivere la vita cristiana. Non si può essere catechisti trascurando la messa domenicale, cioè il centro della vita cristiana. Non si può essere catechisti perché non si può essere in questo modo testimoni. Monsignor Tanasini ha poi affidato un compito, un cammino di crescita, ha detto, studiare e conoscere a fondo il progetto catechistico offerto dalla diocesi. Lo chiedo ai sacerdoti, lo chiedo ai catechisti, giovani e anziani, anche agli anziani, perdonatemi se insisto. Abbiate la bontà e l'umiltà di studiare questo progetto, perché fino adesso è stato un po' snobbato, dicendo appunto ma noi lo sappiamo già, noi sappiamo cosa fare. Abbiate pazienza. Se c'è un nuovo progetto, che ormai sono alcuni anni che è stato dato, provato, io vi chiedo di prenderlo sul serio. Rispettare le regole sì, ma senza smettere di essere creativi nell'annunciare la parola. Il vescovo, infine, ha ammesso di nutrire un grande affetto per i catechisti e li ha ringraziati per il servizio. Grazie per l'impegno che profondete, per il tempo che donate, per la fatica. E in mattinata il Vescovo ha celebrato la messa a San Bartolomeo della Ginestra, Sestri Levante, in occasione della festa di Nostra Signora del Soccorso. In questo contesto, al termine della celebrazione, Monsignor Tanasini ha consegnato direttamente il mandato ai catechisti delle parrocchie di San Pietro e di San Bartolomeo. Riprende il percorso di preghiera sulla parola promosso dalle suore Clarisse di Levi. Il tema di quest'anno è Chiamati alla santità sulla via delle beatitudini. Mercoledì prossimo alle 21 nei locali del monastero Don Davide Sacco parlerà della beatitudine dei poveri. Tutti sono invitati a partecipare. La politica amministrativa, adesso i temi del lavoro, il rischio trasferimento dei 45 dipendenti della Astore di Caserta Ligure sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale Congiunto dei Comuni della Val Petronio, in programma questa sera alle 21 a Villa Sottanis. L'obiettivo è il confronto tra amministrazioni per proporre una linea condivisa volta alla difesa dei lavoratori dell'azienda. La seduta del Consiglio sarà trasmessa in diretta su Telepace 3 al canale 115, sarà poi replicata domani alle 8:30 e alle 15 sempre su Telepace 3 al canale 115. E stanno per partire nel territorio del comune di Moconesi una serie di lavori pubblici importanti. Verrà infatti riqualificato l'edificio dell'ex scuola elementare di Cornia, dove saranno realizzati 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un salone per gli abitanti della frazione. Prenderà poi il via il rifacimento di Piazza dei Pescatori a Gattorna e nell'area del campo sportivo di Ferrada sarà realizzata una piazzola per l'atterraggio dell'elisoccorso. Facciamo il punto insieme al sindaco. Sentivamo la necessità da tempo di trovare un posto per ospitare la piazzola dell'elisoccorso, l'abbiamo individuato nella zona del campo sportivo. Non ci costerà nulla, questa è una buona notizia per i nostri cittadini, in quanto la ditta che deve realizzare la fognatura di fondovalle, altra opera importantissima che realizzerà Iren, quindi metterà a posto tutta la fognatura del fondovalle che va da Gattorna fino a Ferrada, ha necessità di un posto dove piazzare i macchinari, i materiali. Lo daremo noi come comune, in cambio ci faremo realizzare la pista per l'elisoccorso. Andiamo nel centro di Moconesi, Piazza dei Pescatori. Qui che cosa è in progetto? Il progetto ormai sta per diventare realtà, un progetto che vede il rifacimento integrale di Piazza dei Pescatori, quale parcheggio che avevamo ampliato negli anni scorsi. In più avremo una zona lungo il fiume di area verde attrezzata per picnic e per poter mangiare e intanto far giocare i bambini con dei giochi, e in più, udite udite, finalmente riusciamo a creare anche un campo sportivo su una zona verde regalata da un nostro concittadino, una zona che verrà attrezzata con un campetto di circa 350 metri quadri, per i quali non abbiamo dovuto comprare l'area che ci è stata donata, ma vi costruiremo sopra un campetto sportivo per i bambini e per i ragazzi. Costa 81.000 euro, lo finanzieremo credo con un mutuo del credito sportivo classico, i lavori dovrebbero partire entro fine anno, inizi 2019. Andiamo poi a Cornia, qui c'è il progetto recupero di un edificio, un'ex scuola.
una ex scuola elementare, da tanti anni ormai in disuso, potremmo dire in degrado. Abbiamo ricevuto con la passata amministrazione regionale dei fondi per la riconversione a edifici edilizia residenziale pubblica. Ovviamente da quando saranno finiti i lavori avremo anche questi 4 alloggi, ma soprattutto un luogo pubblico, una specie di locale di 100 metri quadri, ed è questo che ci ha mosso a fare tutta l'operazione, che metteremo a disposizione della popolazione di Cornia per avere un punto di ritrovo per Cornia. Ci costerà alle casse del Comune di Moconesi 100.000 euro, cofinanziamento, il finanziamento regionale 500.000 euro. Il gruppo consigliare Noi di Chiavari annuncia di aver provveduto a querelare per diffamazione il presidente del Consiglio Comunale, l'avvocato Antonio Segalerba. Sotto accusa un post apparso sulla pagina Facebook di Avanti Chiavari e firmato dallo stesso Segalerba. Riteniamo, affermano i consiglieri Levaggi, Colombo e Garibaldi, che sia gravemente lesivo della nostra immagine, della nostra storia e della nostra dignità. Anche il comune di Lavagna ha riscontrato un buon risultato al TTG di Rimini, la fiera dedicata al turismo che ha chiuso i battenti nei giorni scorsi. Lavagna era presente con l'associazione Albergatori guidata dal presidente Tiziano Sada. Alla propria postazione, spiega Sada, sono stati portati avanti numerosi contatti anche grazie alla collaborazione con il consorzio Liguria Togheda e allo staff della scuola alberghiera. Gli studenti guidati dal maestro Daniele Immovilli hanno fatto gustare agli ospiti dello stand le eccellenze dell'agroalimentare del territorio. Le nostre eccellenze e il nostro livello di produzione ci devono permettere di competere sul mercato dando sempre la giusta visibilità e importanza al nostro territorio. Questo è il commento di Sada. E alla Società Economica di Chiavari sono stati consegnati i premi agli studenti meritevoli del Tigullio e agli operatori locali dediti alle iniziative sociali di pubblica utilità. I riconoscimenti sono del Rotary Club Rapallo Tigullio e della Fondazione Mario e Lina Zavattaro. Vediamo. Il Rotary Club quali ragazzi premia? Ma il Rotary premia con una medaglia d'oro ragazzi che hanno fatto lo scorso anno la terza media e sono distinti nel corso di studio naturalmente. Per tutti gli istituti presenti sul territorio sono risultati migliori come risultato finale delle rispettive classi. Premiamo 18 ragazzi più 3 ragazzi del villaggio del ragazzo e poi diamo 4 contribuzioni per opere sociali. È la Fondazione Zavattaro, sono le famiglie che insieme fanno sistema e portano avanti i ragazzi affinché oggi ricevano un premio come studenti, ma domani possono anche costituire una nuova classe dirigente, di cui in fondo noi ne abbiamo molto bisogno. Miglior studente di terza media, hai iniziato le superiori, che percorso hai deciso di fare? Adesso sto frequentando il liceo classico qui a Chiavari e ho deciso di farlo soprattutto per il mio interesse verso le materie umanistiche e prima facevo le scuole medie a Casarsa Ligure. Hai già idea di che cosa ti piacerebbe fare nel futuro? Veramente non ho proprio un'idea precisa, però penso che comunque facendo un liceo classico potrò avere la possibilità di fare più cose e quindi avrò tempo per decidere ancora. Sono appassionato di italiano soprattutto e mi piace molto scrivere, ma anche lettere classiche, quindi greco e latino, anzi in particolare latino sicuramente. Un consiglio per essere uno studente meritevole? Tanto impegno e anche passione e seguire soprattutto le cose che piacciono. E secondo una tradizione ormai consolidata, questa mattina gli studenti della classe seconda dell'Istituto Alberghiero di Lavagna hanno visitato il frantoio della cooperativa agricola lavagnina. La struttura è in piena attività, complice una stagione olivicola che pare sia partita con il piede giusto. La raccolta delle olive è iniziata in anticipo per ovviare a potenziali attacchi della mosca e le rese sembrano dare soddisfazione agli agricoltori che si dedicano con passione alla coltivazione delle piante. I giovani allievi hanno potuto assistere alle varie fasi di lavorazione
lavorazione del prodotto dal momento dell'arrivo delle olive in frantoio sino alla degustazione finale dell'olio novello. Il frantoio della cooperativa agricola Lavagnina è il punto di riferimento per i soci e per gli olivicoltori della zona di Lavagna e dintorni. Tra le peculiarità, da quest'anno il servizio di frangitura può contare su una nuova informatizzazione del sistema di prenotazione che garantisce tempi di attesa più brevi e una migliore ottimizzazione. I ragazzi hanno assistito a tutto il processo, si sono dimostrati interessati e attenti, hanno posto domande appropriate agli esperti. Al termine hanno potuto assaggiare l'olio constatandone la bontà e la freschezza. E vediamo proprio le immagini. La visita al faro di Portofino ha aperto in via eccezionale in occasione delle giornate FAI di autunno e ha richiamato più di 700 persone. Nel fine settimana i giovani volontari del Fondo Ambiente Italiano hanno guidato i turisti lungo il sentiero recentemente riaperto dal Comune. La guida dell'ente parco, Miriam Knupp, ha spiegato le caratteristiche di flora e fauna. Giunti al faro, i presenti sono stati accolti dai volontari dell'Associazione Il Mondo dei Fari e da Paolo, il farista di Portofino. Dopo questo weekend il FAI può contare su oltre 40 nuove iscrizioni, un dato importante a sostegno della Fondazione. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e lo sport. Il Corriere della Sera titola colpo Merkel in Baviera, alleati sconfitti, nel voto balza dei Verdi ultradestra al 10%, il disagio dell'abbondanza nella regione più ricca d'Europa, il commento di Paolo Valentino. E intanto il governo italiano cerca 2 miliardi, il premier Conte sul reddito di cittadinanza va evitato il rischio assistenzialismo, vertice notturno su coperture fisco e Berlusconi dice c'è una deriva autoritaria e Salvini sta zitto. Ma Salvini invece interviene, o meglio il Viminale interviene sul caso Riace, i migranti via da Riace soltanto se lo vorranno. E qui troviamo anche una interessante notizia: mancano le prove per incastrare Donald Trump, a dirlo chiaramente un grande esponente della stampa americana, quel Bob Woodward che fu l'artefice del Watergate, cioè colui che lo scoprì, il Watergate. Trump governa con la paura, ma su Russiagate mancano le prove, il celebre reporter dice finora è emerso ben poco. Siamo sul secolo XIX, Genova, la spinta dei 5.000, straordinaria partecipazione alla corsa del cuore lungo via della Superba, a 2 mesi dal crollo del Ponte Morandi, commozione al ricordo delle vittime. E per la politica interna le spine del reddito di cittadinanza, squilibrio nord-sud interviene Di Maio, il Viminale frena su Riace, migranti via solo su base volontaria. E siamo alla cronaca del territorio, delitto Crocco, venduta l'abitazione dell'omicida a Lumarzo. E invece l'allarme del CERT dell'ASL 4 Chiavarese, in aumento i giovani in cura per dipendenza dall'eroina. Vediamo appunto nella pagina del Levante la crescita dei pazienti che dipendono dall'eroina, i giovani non la iniettano più, adesso viene fumata. La dirigente SS Spinelli, più pericolosi che in passato. Monica Arcellaschi, dirigente del CERT ASL 4, ogni dipendenza nasconde malesseri. Intanto c'è un'escalation, arresti e 2 overdose, droga, attenzione alta nel nostro territorio. Veniamo invece ad una notizia culturale. Bertinotti al liceo incontra gli studenti sul 68. Mercoledì mattina l'ex presidente della Camera Aldavigo dialogherà con il professor Federico Picchetto e i ragazzi, e domani sera Bertinotti sarà alle ore 21 a Chiavari all'Auditorium San Francesco a parlare di realtà e giovinezza, la sfida. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia di cronaca. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca nei confronti di un 43enne straniero, ufficiale in congedo dell'esercito. L'uomo era stato condannato a 1 anno, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per rissa e lesioni gravi perpetrati nella sua patria nel 2012. L'uomo è stato associato alle carceri di Genova Marassi. E altri aggiornamenti dalla redazione con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. È arrivato stamani il report del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Genova, che a partire dal mese di luglio hanno effettuato controlli su 32 siti destinati al conferimento dei rifiuti dislocati su tutto il territorio regionale. Ebbene, nel corso dell'operazione sono state rilevate 5 violazioni, di cui 3 amministrative per un totale di 1.600 euro circa di sanzioni e 2 penali. Il monitoraggio ha riguardato, dicevamo, società che operano nel settore di gestione
gestione dei rifiuti, quindi raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. L'aspetto amministrativo maggiormente sottovalutato riguarda la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Le violazioni penali invece riguardano il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorizzazioni, come la mancanza della prevista cartellonistica per delimitare aree particolari, la mancanza di impianti e di bagnatura in caso di siti che trattano materiali polverosi, oppure ancora il non rispetto del cosiddetto layout aziendale. I controlli proseguiranno anche in queste settimane e nelle prossime. È tutto a te, Andrea. Grazie Maurizio. Questa sera alle 20 su Telepace 1 torna C'è di più, la rubrica che sviluppa le 10 parole consegnate da Papa Francesco per il Sinodo dei Giovani in corso in Vaticano. Tema della puntata di questa sera sarà il vocabolo gratuità. Tante le voci raccolte che daranno forma a questa parola, ne ascoltiamo una in particolare. Giovanna, cosa significa per te gratuità? Gratuità significa dare tutto quello che hai senza qualcosa in ricambio, con felicità, con amore. È un qualcosa che ti riempie il cuore, è un qualcosa che dopo un po' non riesci a farne a meno, almeno per me. La strada che voglio seguire, penso di fare quella della mia vita. È un po' un qualcosa che parte da dentro, cioè come sentire che faccio qualcosa senza ricevere niente in cambio e sono molto più felice. Quando non calcolo, quando non penso a cosa ricavo io da quello che faccio, mi sembra che poi i gesti siano un po' più veri e abbiano un sapore un po' diverso, no? E anche qua nell'orto le cose che facciamo e anche la fatica che si fa perché la terra è bassa, perché devi piegare la schiena, mi sembra che abbiano un sapore più bello perché sono fatte gratis e quindi è un posto proprio che parla di gratuità, cioè ha proprio sto sapore qua, perché tutto ciò che si fa non è per avere qualcosa in cambio ma per regalare. Ci si sente sempre bene e con questo non voglio dire che non si fa fatica, perché come diceva la Giuppi è fare fatica, però è quella fatica che quando arrivi a fine giornata ti senti felice di aver fatto, perché comunque sai di aver partecipato a qualcosa che aiuta persone più bisognose di noi. Siamo così allo sport, apriamo la pagina con il calcio, la Serie D. Nel girone A un doppio pareggio per le squadre del Tigullio. La Lavagnese, che ospitava al Riboli la capolista Lecco Calcio, ha chiuso il match sul risultato di 1-1. A passare per primi in vantaggio i padroni di casa al 18° del primo tempo con la rete di Bonaventura, che prosegue la sua serie positiva. Per gli avversari il pareggio arriva al 12° del secondo tempo con una rete che porta la firma di Capogna. Un punto che porta i bianconeri a quota 8 a ridosso del gruppetto che si sta formando in testa alla classifica, dominata dal Lecco a 13 punti. Trasferta impegnativa per il Sestri Levante, protagonista del derby ligure con il Savona. Gli uomini di mister Costanzo Celestini hanno messo in difficoltà gli avversari, passando in vantaggio al 10° del primo tempo con la rete di Croci e cullato il desiderio di conquistare i primi 3 punti della stagione sino al 17° del secondo tempo, quando la rete di Virdis ha assestato il risultato sul definitivo 1-1. Un punto prezioso per i corsari, che risalgono a quota 2 in classifica. Il Savona ha 11 punti e nel gruppetto di testa. Nel prossimo turno la Lavagnese giocherà in trasferta sul campo dell'Arconatese, mentre il Sestri Levante ospiterà al Sivori la Fezzanese. Per la pallanuoto, la Serie A1 maschile, la Proreco ha iniziato il campionato con una vittoria a Bogliasco. La squadra di mister Rudic ha vinto 13-4. In A1 femminile è iniziato invece con un pareggio il cammino della Rapallo pallanuoto, 7-7 in trasferta contro la SIS Roma. Le gialloblu hanno sprecato il vantaggio nell'ultimo tempo, permettendo alle avversarie di agguantare il pari. E si è disputato lo stadio Garrone di Bogliasco, sede degli allenamenti della Sampdoria, e le triangolari di calcio
braccio benefico tra le vecchie glorie di Genova e Samp, la nazionale italiana parlamentari e una rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Genova. Dal punto di vista agonistico hanno avuto la meglio le vecchie glorie di Genova e Sampdoria, che si sono aggiudicate il torneo. Secondo posto per i Vigili del Fuoco e terzo per la nazionale parlamentari. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di raccogliere fondi destinati alle vittime del crollo del ponte Morandi. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di TG Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.